Uberto Di Remigio, 41esima edizione di questa mostra internazionale dell'illustrazione per l'infanzia, 41esima, quindi un altro pezzettino di storia e un altro pezzettino di storia dell'arte, dell'illustrazione. Per noi è importante questo appuntamento perché conferma soprattutto la vocazione internazionale che ha Sarmede, e vorrei soffermarmi su questa parola perché ci aiuta moltissimo questa parola a spiegare anche il miracolo di questa mostra internazionale di illustrazione, che è diventata un punto di riferimento a livello internazionale. Un piccolo paese che riesce a produrre arte ad alti livelli. Questa è la specifica, attribuzione che possiamo dare alla mostra di illustrazione di Sarmede. Abbiamo quest'anno, ad esempio, circa 350 immagini, sono 28 gli illustratori di 15 nazionalità. Quindi viene confermata questa spettacolarità, dell'illustrazione, ma c'è anche, secondo me, una cosa importante che volevo dire, cioè il confronto internazionale ci dà la possibilità di dialogare con altre culture e soprattutto di valorizzare l'illustrazione, l'immagine, che è molto potente e che può contribuire sicuramente alla crescita dei bambini attraverso l'albo illustrato. Una portata mondiale che si lega benissimo anche al tema scelto di quest'anno, cioè orizzonti e confini. Sicuramente il tema che i confini non esistono e che l'arte sconfina è sicuramente un tema che io approvo. Secondo me però ci sono anche altre situazioni che possono in qualche maniera darci anche la dimensione di questo tema, e cioè il fondatore di questa mostra, Stefan Zavrel, era un profugo e lui il confine l'ha oltrepassato in un certo senso, perché cercava la libertà. Quindi anche questo è un limite che lui ha superato grazie anche alla cultura in un certo senso e che ha inciso notevolmente anche nella storia di questo paese. Secondo me questa possibilità che ci ha dato ha creato una vera e propria fiaba nella fiaba. Anche quest'anno, tra le varie sezioni in cui si articola la mostra, non poteva mancare un omaggio al fondatore Stefan Zavrel. Certo, lui ha una sezione speciale per noi all'interno della mostra. Su 350 opere, ha 2 opere che riguardano un libro famoso, La pioggia di stelle. È stato pubblicato nel 69 ed è stato pubblicato in lingua straniera. Quest'anno noi abbiamo voluto pubblicarlo in italiano, quindi è una nuova edizione, un libro da scoprire soprattutto su questo grande e importante personaggio che ci ha dato la possibilità di sviluppare quello che stiamo facendo oggi in maniera così eccellente. A proposito di Stefan Zavrel, Uberto Di Remigio, lei ci ha comunicato una bella novità che riguarda il prossimo futuro e che ha proprio a che fare con la storia e la voglia di storicizzare il percorso di questa mostra. La novità di quest'anno è uno sforzo importante che abbiamo fatto e che ci ha aiutato uno sponsor altrettanto importante, è quella di storicizzare questa comunità di artisti che sono nati nel Novecento, nei primi anni del Novecento e nella seconda metà del Novecento, e hanno pubblicato e hanno creato una collezione assieme a Stefan Zavrel all'interno della fondazione e che diventerà una mostra permanente sull'illustrazione del Novecento. Sono autori importanti, si parla di Emanuele Luzzati, si parla di David McKee. David McKee da solo ha pubblicato più di 22 milioni di libri, per dirvi la eccezionalità di questi illustratori. Si parla di Stefan Zavrel, di Indra Čapek, ma si parla soprattutto di una comunità che aveva dei valori così importanti da poter effettivamente incidere anche sulla educazione dei bambini attraverso questi libri illustrati. E questa educazione noi la vogliamo mantenere attraverso appunto una storia del libro illustrato in questa mostra permanente. E sarà sicuramente uno dei pochi esempi di mostra permanente sull'illustrazione che ci sono in Italia, perché è un embrione per un vero e proprio museo sull'illustrazione internazionale.